tu ci rivedrai, io ci ho visto. L'ho preso al collo e non mi sono fermato. Che quando è andata a terra senza fiato, nel cielo, dallo squadro, il sole è uscito. Buonasera a tutti, benvenuti a Pomezia in diretta dal in attesa delle due squadre che stanno per scendere in campo, Fortitudo Pomezia ed L84. Andiamo un po' a presentare quello che sarà l'incontro di oggi. Due squadre con un avvio decisamente opposto. La Fortitudo, che è partita così e così, per usare un eufemismo, ha raccolto soltanto 3 punti nelle prime 3 giornate. La volontà è quella chiaramente di tornare a fare 3 punti, di centrare la seconda vittoria casalinga, che fin qui è stata anche l'unica, reduce dalle 2 sconfitte esterne, appunto con le così di Genzano e la Sandro Abate. Dall'altra parte invece la squadra di Mister Paniccia arriva a Pomezia con tutti i pronostici a favore, 3 su 3 fino ad ora, 3 vittorie con Benevento, Pesaro e Sala Consilina. Arriva appunto imbattuta e intenzionata ad avere e ad ottenere il quarto successo in altrettante gare. C'è bisogno però di massima attenzione, come ha detto Mister Paniccia in settimana, lo avrete letto, sentito per i più appassionati, ha detto servirà la nostra versione migliore, perché non dobbiamo sottovalutare Pomezia, allenata da uno dei migliori allenatori del nostro campionato, che per l'appunto è Gianfranco Angelini. Dall'altra parte in casa Fortitudo ha parlato anche Matteus, suonando la carica, parlando comunque di una calma che rimane nell'ambiente pometino. Ha detto però c'è bisogno di una scossa, siamo pronti a lasciare tutto in campo pur di far felici i nostri tifosi, il patron e chiaramente il gruppo e il mister. E allora ascoltiamo la presentazione delle due compagini. In campo Fortitudo Pomezia ed L84. Iniziamo con la lettura della formazione ospite, allenata da mister Alfredo Paniccia. Maglia numero 5 per Maxi Rescia, con il 6 capitano Tuli. Maglia numero 7 per Giuliano Fortini, numero 8 per Lucas Sicheira, 13 per Lucas Braga, maglia numero 10 per 17 per Leandro Cuzzolino, con il 18 Coco Wellington, maglia numero 19 per Marco Pasculli, maglia numero 21 per Murilo Schiocchet, maglia numero 22 per Fabio Tondi, 70 per Vinicius Rocia e numero 80 per Mattia Raguso. Fortitudo Pomezia. Numero 4 Daniele Gattarelli. Maglia numero 5 per Peppe Mentaschi. Numero 9 per Lucero Lopez, con il 10 il portoghese Tiaguinho, maglia numero 11 per Lorenzo Bueno, numero 12 Alessio Gattarelli, numero 14 Miguel Angelo, maglia numero 16 per Christopher Cutrupi, numero 17 per Nicola Tudrignelli, con la 18 il pistolero Michele Raumo, maglia numero 26 per Matteus Reinaldi e il capitano di questa squadra con il 22 Francesco Molitierno. Le squadre stanno già sfilando sul parquet, sono già salutate, ora a salutare anche le panchine. Allora amici della Serie A Futsal, benvenuti a Pomezia.
a far visita ad un'opaca Fortitudo. Arriva l'L84 di mister Paniccia a punteggio pieno, che oggi diventa a tutti gli effetti la squadra da battere, entrambe unite da un mercato di livello mondiale, pronte a darsi battaglia per prendere questi 3 punti. Fortitudo Pomezia e l'84 è tante cose insieme: Moliterno contro Tondi, Matteus contro Rescia, Tiaghigno e Cuzzolino, Lugero contro Rocia. Fortitudo Pomezia e l'84 è soprattutto la 4ª giornata del campionato di Serie A e promette tanto spettacolo. E allora divertiamoci. Presentiamo anche la terna arbitrale. A dirigere l'incontro sarà Alessandro Cannizzaro della sezione di Ravenna, con lui Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa, al crono Giovanni Zannola della sezione di Ostia. Sembra tutto pronto, dobbiamo solo capire chi saranno i primi 10. Vediamo Cuzzolino avvicinarsi al pallone, è già una prima indicazione. Tondi tra i pali, Rescia a difendere la porta. Vediamo arrivare anche Fortini, ne manca uno, il mister Paniccia sta ancora scegliendo. Cenno d'intesa con Rocia e parte con appunto Tondi tra i pali, Rescia, Cuzzolino, Fortini e Rocia. La Fortitudo si schiera con Moliterno tra i pali, Matteus, Cutrignelli, Tiaghigno e Cutrupi. Primo pallone della partita mosso da Cutrignelli, giocata subito con Matteus che calcia verso la porta. Tondi come può, inizio frizzante al Palalavinium. Maxi Rescia, torna Cutrupi. Matteus la fa sua, gioca con Moliterno a 2 tocchi. Cutrignelli pressato, deve metterla in out. Cuzzolino la già mossa all'84, palla verso il secondo palo. Break di Tiaghigno che prova a sfidare Fortini, non passa. Ottima chiusura del 7. Animi caldi a Pomezia e anche ritmi. Cuzzolino, palleggio, palla lunga nella terra di nessuno. Moliterno la fa sua e prova subito a rilanciare verso Cutrupi da portiere a portiere. Tondi come può, Rocia difende il pallone, rischia un po' sull'attacco di Cutrignelli. Ultimo tocco del 17 rosso-blu che vorrebbe angolo, non secondo il direttore di gara. Che frastuono. Tondi con le mani da Rocia, bel duello questo oggi tra 2 connazionali. Tanto Cuzzolino che giocata su Cutrignelli 2 volte, qualcosa da ridire. Fischiato quindi forse il primo fallo. Rivediamo Cuzzolino, stop destro, suola sinistra, va via, passa il pallone, lui no, messo a terra, poi prova a ripartire. Cutrignelli non ci sta. Tutto ok tra i due. Cuzzolino, Raguso, Fortini, Tondi raccoglie e lancia verso Rocia. Matteus prova l'anticipo, la tocca soltanto. Cuzzolino taglia le spalle di Fortini col mancino in porta. Pallone largo. Matteus cerca e trova Cutrupi, la tiene sotto la suola, sta arrivando Cutrignelli, destro murato, ancora Cutrignelli, Tondi col piede, poi Matteus. Ultimo tocco di Fortini, vorrebbero un tocco con la mano, non ravvisato dalla terna. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale. Sembrano essere partite col piede giusto tutte e due. Tiaghigno, palla forte dentro. Cutrupi deve proteggere, sta arrivando Fortini. Pallone che sfila in out. Matteus. Cutrupi, stesso lavoro, sempre per Cutrignelli. Capisce tutto Fortini. Poi Tondi.
Rocha rischia sulla pressione di Matteus, che la tiene, giocabile, torna dietro da Tiaghigno, controllo e scarico su Cutrupi, ancora dal 26 che rischia sulla pressione di Rocha, si complica un po' la vita alla Fortitudo, poi Moliterno come può, lungo verso Cutrupi che la mette giù splendidamente, non basta secondo il direttore di gara, la pensa in tutt'altro modo il numero 16 della Fortitudo, ex Olympus Roma, diventata poi Roma 1927. Eccolo in possesso, scarico su Tiaghigno, prova a spostare, c'è il cambio lato tentato, poi no, preferisce isolamento in banda contro Rocha, prova a passare, passa il pallone, lui no, senza fallo, Fortini guida la transizione, 3 contro 3, torna Tiaghigno con un fallo secondo il direttore di gara. È il secondo della Fortitudo quando sono passati appena 2 minuti e 17 secondi. Cuzzolino prova ad andare direttamente in porta, Cutrupi ben posizionato, la devia in angolo. Cuzzolino, scodella verso Raguso, pallone così e così, arriva a Moliterno che subito con le mani vorrebbe Cutrupi, pensa anche alla giocata acrobatica, non è nuovo a giocate di questo genere, preferisce accomodare con la testa nella terra però di nessuno. Rocha, gran giocata su Matteus, va via, ha messo giù, fallo e cartellino giallo, soltanto giallo. Era andato via Rocha con un ottimo movimento, terzo fallo di squadra per la Fortitudo, primo personale per Matteus che gli costa anche il primo cartellino della gara e sembra dire a Michelangelo o così o nulla. Fortini, cambio lato, palla sul secondo palo, Rocha forse col tacco porta avanti l'L84, cambia il parziale a Pomezia, l'ha sbloccata la L84 con una grandissima palla inattiva. Vediamo Rocha, sì, con il tacco sul secondo palo, secondo gol stagionale per il neoacquisto dell'L84. Vediamo come risponderà la Fortitudo. Tiaghigno converge verso il centro, sterza, prova ad andare da Cutrupi, chiedono 2 a Cutrignelli, accontentato Cutrupi, sfida Raguso, la palla ce l'ha sempre il 16, Matteus ondeggia sulla pressione di Tuli, torna da Moliterno, scappa Cutrupi, Moliterno vorrebbe Cutrignelli, Cuzzolino trova Tuli che calcia al volo ma non trova l'impatto col pallone, vorrebbero un tocco con la mano. Ottima palla inattiva della L84 che l'ha sbloccata grazie al pivot brasiliano. Ora prova la conclusione da lontano Siqueira, servito Tuli che fa protezione, cerca lo scarico, non trova però il compagno, non contento Paniccia, torna solo sul pallone Siqueira secondo il direttore di gara. Siqueira prova il tiro, Murato e tutta la panchina pometina in piedi. Rivediamo forse sul pallone, vediamo un po',
Tiaghigno prova a ripartire, pallone sicuramente, probabilmente prende un po' tutto, ma comunque per la terna non c'erano gli estremi per un fischio. Si ripartirà con la rimessa laterale per la L84 quando sono passati 3 minuti e mezzo. Tuli la muove di là, Siqueira, controllo orientato, mancino forte con deviazione, angolo per la L84. Tuli, palla dentro verso Cuzzolino, Bueno lungo, Siqueira la muove, Maxi Rescia, Cuzzolino viene dentro al campo, si abbassa Siqueira, ancora a scambiare col 17 che va a lungo nella terra di nessuno, presidiata da Moliterno con le mani da Bueno. Sta arrivando Raubo, palla verso Lugero Lopez che fa correre Bueno, che arriva a calciare con la punta, scomposto, e quindi calcia largo. Coco Wellington, Maxi Rescia di prima da Tuli, toccato da Gattarelli, non c'è fallo ma c'è rimessa per la Fortitudo. Raubo scodella su Lugero Lopez, che apre gli alettoni e protegge sull'arrivo di Maxi Rescia. Ancora il numero 9, cambio lato su Raubo. Bueno, sta arrivando Siqueira, Bueno rischia un po', Siqueira gliela porta via, Siqueira prova ad andare, ultimo tocco proprio del numero 8 nero-verde, oggi maglia bianca. Dato Lugero, gran protezione sul ritorno di Siqueira, vorrebbe il pallone perché si sente ispirato. Raubo da Lugero, la palla passa, arriva Raubo, poi Lugero Lopez colpisce forse Raubo e palla che finisce in out, ma soltanto rimessa per la L84. Rivediamo, passato il pallone, Tuli chiude, poi Tondi, poi Lugero colpisce proprio Raubo e intanto la L84 torna a giocare con Maxi Rescia a due tocchi con Murillo Schiocchet, in banda da Tuli, raddoppiato, la perde, ma il possesso è ancora della squadra ospite. Maxi Rescia, gran palla per il taglio di Murillo Schiocchet che non controlla. Bueno respira un po', pallone a terra, cerca con lo sguardo Lugero, col pallone va da Gattarelli, ora verso Lugero. Maxi Rescia in anticipo con molta calma, poi Gattarelli in anticipo anche lui su Tuli. Bueno, Lopez la muove, Raubo, due tocchi, Bueno ancora dal 18, rotazioni Fortitudo, Gattarelli, serve Lugero che prova a calciare, Murillo riesce a passare, torna Gattarelli, si chiude bene la L84, Moliterno lungo a metà tra Lugero e un tiro in porta, rimessa dal fondo per Fabio Tondi. Coco Wellington, Maxi Rescia, Coco Wellington, Tuli la tiene, ancora da Maxi Rescia, cambio lato su Murillo Schiocchet, Tuli arriva a calciare, Tuli con la punta, Moliterno è spaccata, blinda il risultato sullo 0-1, ottimo movimento di Tuli, contromovimento ad ingannare Bueno se non vado errato.
arriva a calciare col sinistro, ma c'è un attentissimo Moliterno. Ancora Tuli, stavolta con l'altro piede. Raubo prima che il pallone esca fuori. Per il momento, dopo 6 minuti e 40 quasi, al netto dell'occasione di Ruggero, sembra esserci più L84. Ruggero, Lorenzo Bueno, cambio lato, Gattarelli, palla dentro su Ruggero Lopez, prova a tenerla in mezzo a tre, ingabbiato. Raubo come può, prova ad andare sul mancino. Coco Wellington la mette fuori. Applaude Alfredo Paniccia, applaude anche Gianfranco Angelini. Bueno, Gattarelli verso la porta. Murato è allora angolo. Proprio da quell'angolo è nato il primo gol stagionale della Fortitudo, il primo italiano di Ruggero Lopez. Palla fuori qua per Gattarelli che calcia verso il secondo palo, sempre al posto giusto Maxi Rescia. Raubo, Gattarelli prova ad andare a memoria dove però non c'è nessuno, allora saggiamente da Moliterno che cerca Bueno. Tuli prima del numero 11. L'indicazione di mister Angelini sembra essere quella di cercare di prendere la seconda palla, perché fino ad ora le ha prese tutte la squadra di Paniccia. Coco Wellington, Murillo Schiocchet verso Rocia, che dice comunque ok al suo compagno. Moliterno, Cutrupi, prima di Rescia, Michelangelo, da Tiaghigno, la palla è uscita. Fortini, Murillo, Raguso, palla alta, non c'è nessuno. Michelangelo prova a sfidare Fortini che lo tende sulle gambe, poi Cutrupi ora contro Raguso, la palla non passa. Mateus, Cutrupi la ferma, Mateus da Tiaghigno la muove e si muove con senza palla la Fortitudo. Cutrupi litiga un po' col pallone, è un possibile 4 contro 2, palla di là, Raguso Suolata che manca, perde il tempo di gioco, ultimo tocco anche il suo. Tutt'altro che contento Paniccia per questa transizione sprecata. Mateus, Cutrupi, Michelangelo. Tiaghigno da Cutrupi col tacco, che palla per Michelangelo. Tondi con un intervento strepitoso a dire no al gol dell'1-1. Rivediamo Cutrupi la lavora col tacco Michelangelo, e sì, un ottimo Tondi in uscita, travolto poi da Murillo. Palla fuori verso Tiaghigno. La tocca per Mateus, palla che torna a Tiaghigno. Michelangelo sfida Fortini, sta arrivando l'aiuto di Mateus, sposta e calcia il numero 14, palla ancora in angolo.
Cutrupi fuori, Michelangelo sposta, pensa alla conclusione che arriva, non la tiene Tondi, Cutrupi come può, ancora Tondi e si rimane sullo 0-1. Ammonito mister Angelini per le troppe proteste, mentre chiedevano un secondo tocco di Tondi. Abbiamo rivisto anche il replay, il secondo tocco arriva dopo una parata. Matteus la muove su Tiaghigno. Michelangelo, Matteus, Tiaghigno. A memoria la Fortitudo, palla verso Cutrupi, controllo col petto. Pensa anche alla girata, preferisce accomodare per Michelangelo che non passa dopo il rimpallo. Ottimo lavoro di Cutrupi, fino ad ora il migliore in campo per la Fortitudo. Raguso, memoria da Rocia. Matteus con l'esterno da Cutrupi, c'è Raguso, Rocia prima di Matteus, Rocia col tacco, Raguso contro Moliterno, la spara fuori. Anticipo secco di Raguso che fa tutto bene, Rocia lucido col tacco e poi Raguso a colpo sicuro la mette al lato. Tiaghigno sul movimento di Cutrupi, preferisce andare dentro al campo e lasciarla poi a Michelangelo che alza la testa, vorrebbe Cutrupi, lo trova, sta arrivando anche Matteus, Cutrupi la sposta, Cutrupi dentro verso Matteus, chiede scusa a Michelangelo, poi la palla è già di là verso Rocia che prova con la solata a deludere l'uscita di Moliterno che però l'ha già messa di là. Michelangelo 4 contro 3 potenziale, calcia il numero 14, l'ha già mossa Matteus, ancora Michelangelo, isolamento per Tiaghigno, Michelangelo prova ad andare solo, Cuzzolino protegge l'uscita di Tondi che con calma la gioca su Fortini che entra nel campo, servito Rocia, la tiene sotto la suola, chiede calma, appoggia su Raguso che pensa anche alla conclusione, poi va da Cuzzolino. Rocia ancora sulla pressione di Matteus, Rocia prova ad andare via in banda, il campo è finito. Cutrignelli, Cutrupi dentro verso Cutrignelli, torna Tuli senza fallo, allora Fortini prova il cambio lato, Raubo arriva prima, è 3 contro 3, Raubo verso il centro, Raubo prova ad andare, Tuli lo oscura, è rimessa per l'L84. Tondi con tanta esperienza Tanto torna in panchina Raguso per Maxi Resce, sembra dire a Rocia peccato per quell'occasione fallita dal numero 80. Ora Fortini da Tuli, non c'è il fallo di Mentasti che l'ha già mossa da Lugero, sotto la suola il numero 9, poi Mentasti pressato da 2, trova Raubo che perde grip col parquet, si rialza, non perde il pallone, lo muove su Mentasti. Cutrignelli, Lugero entra nel campo con la suolata, calcia ma viene murato da Rescia, non si riesce ad arrivare a Tondi. Massimo sforzo della Fortitudo che però deve fare attenzione alle scorribande offensive della L84. Raubo
verso Ruggero Lopez, la tiene, raddoppio di Tuli che trova il pallone, poi Cutrignelli come può, fischiato fallo di Cutrignelli, è il quarto. Cutrignelli, Mentaste da Raubo, chiama la pressione mister Paniccia, Sichera lo accontenta, ma Cuzzolino rimane un po' a metà, allora palla lunga. E Cuzzolino può andare a battere. Abbiamo visto le scuse di Sichera, probabilmente non ha ascoltato la chiamata di Cuzzolino che ora sbaglia e serve Raubo, rimedia Rescia con un intervento provvidenziale. Tuli, Sichera, ancora Tuli, Cuzzolino, solata orientata, Cuzzolino prova ad andare, palla verso Rescia, ci litiga un po' a Mentasti che però riesce a lavorarla. Ancora il numero 5 dopo lo scarico di Ruggero, ancora servito. La tiene sotto la suola. Vorrebbe mettersi in proprio, torna da Mentasti. Raubo. Cutrignelli di prima verso Raubo. Sichera. Con la giocata solita verso il pivot, ora Ruggero Lopez con la testa, Ruggero Lopez, pugno a terra, è sempre lui. Un gol fantastico di Ruggero Lopez sul lancio di Moliterno. Con la testa la mette all'incrocio, Tondi non può nulla, può solo guardare. E ha ridato vita a tutto il palazzetto. E il numero 9 che ora guadagna anche angolo. Sta diventando un fattore determinante. Mentasti, palla forte dentro, Coco Wellington. Tuli prova ad uscire nell'84, torna Mentasti, ultimo tocco di Tuli. Bueno. Raubo. Mentasti a due tocchi, vorrebbe Ruggero, Coco intercetta. Bueno. Mentasti. Raubo, ancora Bueno, si muove Ruggero, lo vorrebbe Bueno che poi in isolamento prova ad andare, ancora Bueno prova a calciare. Raubo con la ruleta, calcia in porta. Tondi la vede all'ultimo, riesce a pararla. Mentasti, Bueno, palla fuori, Ruggero! Palla larga di un niente. E primo time out obbligato per mister Paniccia.
Bueno, da Lugero Lopez che la tiene e serve Matteus, a colpo sicuro messo anche giù da Siqueira con una trattenuta non vista dal direttore di gara. Rivediamo, arriva a calciare dopo essere stato disturbato da Siqueira. Poteva comunque fare un pochino meglio Matteus, che non ha nemmeno centrato la porta. Rivediamo, solito ottimo lavoro di Lugero Lopez. Matteus colpo sicuro, la manda fuori. Sguardo al cronometro per Lugero. Tondi è pronto a rimetterla con le mani. Coco Wellington, Rescia, 1-2, ricerca del terzo uomo, solita con lo sguardo, poi chissà anche col pallone. Ecco ora Rescia verso Rocha, anticipo di Matteus. Lugero Lopez dopo il tocco di Rocha. Bueno, doppio scambio con Matteus, poi Raubo torna sul pallone dopo il tocco di Lugero. Matteus sterza, Raubo, Lugero Lopez mette a sedere Maxi Rescia, calcia forte col destro, ancora parata di Tondi. In questo momento è ingestibile Lugero Lopez. Michelangelo a due tocchi da Bueno. Ora il numero 9, sta arrivando Michelangelo, lascia la palla a Matteus, destro potentissimo all'angolino, l'ha ribaltata la Fortitudo. La ribaltata completamente la Fortitudo con due grandi giocate del singolo. Lugero Lopez prima il gol e poi l'assist. Tondi qui non poteva davvero far nulla, destro imparabile e Fortitudo ora avanti. Moliterno ancora, cerca sempre Lugero Lopez che la voleva un po' più centrale. E chiama anche i suoi, vuole l'aiuto del pubblico. Ora c'è il cenno da parte della panchina per una sostituzione. Matteus in anticipo su Rocha, 4 contro 3, Matteus in porta, solo angolo. 4:35 allo scadere della prima frazione. Il primo tempo fin qui bellissimo. Michelangelo, palla forte dentro, ancora rimessa. Matteus, ancora Lugero, stavolta per Michelangelo, murato il destro del 14. Palla fuori di Matteus per Michelangelo, Tondi col piedone a mettere in angolo. L'ultimo tocco è di Rocha. Palla fuori. Lugero la mette giù col petto.
Michelangelo, Tiaghigno ottiene il massimo. Tiaghigno da Moliterno che vuole il movimento di Ruggero che la richiede e la ottiene addosso. Dentro Cutrupi per far rifiatare Ruggero. Ora Rocia sotto la suola. Chiama movimento a Rescia. Matteus in pressione. Rocia in isolamento con Matteus. Prova ad andare Rocia. Cambio lato. Rescia. Ancora Rocia. Riesce a passare. Rocia pensa anche alla conclusione. Spacca la porta Rocia. Ha deciso di fare tutto da solo e lo ha fatto estremamente bene. Ha pareggiato la L84. Giocata da fuoriclasse assoluto di Vinicius Rocia. (3:29) alla prima pausa, risultato in parità sul 2-2. Tiaghigno ora va via, Tiaghigno fino in fondo, passa anche Tondi, il pallone attraversa tutta la linea ma non finisce in porta. Cuzzolino, Tondi, palla verso Tuli, sta arrivando Fortini, servito Fortini con lo scavetto, Moliterno con la mano. Occasioni da una parte e dall'altra. Se fossimo stati nel risultato di esempio 5-5 non si sarebbe stupito nessuno, ma ci sono due grandissimi portieri da una parte e dall'altra e siamo soltanto 2-2. Tuli, palla dentro. Cuzzolino la tocca, Fortini forte, secondo palo, Tuli ha messo di nuovo la testa avanti l'L84 in meno di un minuto. Fortini calcia forte, appostato sul secondo palo, Tuli perso dalla difesa. Time out di mister Angelini, si ferma di nuovo il tempo ed è cambiato anche il parziale di nuovo. Ora la L84 conduce per 3-2. Si torna a giocare dopo il time out e dopo il gol del nuovo vantaggio L84.
siglato da Tuli, che ha anche guadagnato rimessa. Raguso, cambiolato su Cuzzolino. Raguso da Tuli, Gattarelli arriva prima, poi Bueno ancora verso Gattarelli, Cuzzolino direttamente in porta. Molitierno la blocca e va a cercare proprio Gattarelli. Finta di Cuzzolino che manda fuori giri Gattarelli. Cuzzolino, Raguso, Schiocchet prova a passare su Lugero Lopez. Raguso, Tuli a memoria, Schiocchet verso Tuli, protegge Lugero. Bueno, Mateus da Lugero Lopez che pensa anche alla conclusione. Raguso sulle sue tracce. Mateus, palla forte dentro, Tondi quasi sorpreso dalla scelta del 26. Bueno in porta, molto lontano dallo specchio. Torna in campo Rocha. Raguso, palla verso Rocha, anticipo di Mateus che va verso la porta, Tondi col corpo. E poi Raguso verso Cuzzolino che non la tiene in campo. Raubo, Mateus, Bueno, palla su Lugero, torna Rocha. Uno e 42 da giocare, Bueno, di là da Mateus. Ecco Bueno, Mateus di prima, Lugero, Raubo. Si è isolato Mateus, servito. Poi va da Bueno, Schiocchet lo fronteggia. Cuzzolino chiude. Bueno, verso Lugero, impreciso col mancino al numero 11. Raguso, palla verso Rocha, Molitierno con i pugni, il pallone arriva a Raubo, di là, da Ruggero, murato da Raguso ancora, ottima prova fin qui sia di Rescia che di Raguso. Ora Lugero, difficile da spostare, riesce a servire Raubo, 60 secondi esatti allo scadere della prima frazione. Mateus verso la porta, trova Rocha. Bueno, Mateus verso Lugero, intercetta Rocha, in palleggio da Cuzzolino che prova a mettere calma. Rocha la tiene ferma sotto la suola, poi da Cuzzolino. Schiocchet viene incontro, entra nel campo e va da Rocha. Cuzzolino rischia di perdere la Raubo, da Bueno, si immola Rocha e poi predica calma. Bueno, Lugero, Raubo, miracolo di Tondi, riflesso super del numero 22 dell'84.
Raguso, palla verso Rocia, Matteus arriva prima, poi Schiocchet, la palla passa, ma c'è stato un fallo da parte di Rocia. Molitieri non l'ha già messa in gioco, è 3 contro 3 perché sono di là sia Rocia che Bueno. Ruggero da Matteus, torna Schiocchet e il pallone sfila. 2 secondi al termine. Di un primo tempo molto vivace, un po' ce lo aspettavamo. Murillo Schiocchet lascia passare i secondi, si alzano le panchine, arrivano i 2 fischi del direttore di gara, si va al riposo con la L84 che dopo essere andata in vantaggio, dopo essere stata rimontata, chiude il primo tempo avanti 3-2.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia. Sta per iniziare il secondo tempo di Fortitudo Pomezia L84. Il primo è terminato con il risultato di 2-3 in favore della squadra di Mister Paniccia, che è andata avanti con il gol di Rocia. Rimontata poi prima da Ruggero Lopez, poi da Matteus, e poi da sottolineare la giocata da fuoriclasse assoluto, quale tutti si aspettavano, di Rocia, che è come se avesse detto e deciso di far gol, e l'ha fatto. Si è caricato mezza Fortitudo intorno e da solo è andato a fare il gol del 2-2. Poi Tuli ha postato sul secondo palo, ha portato nuovamente avanti l'L84, è l'84 che muove il primo pallone della ripresa e quindi al via anche le ostilità per il secondo tempo. Gattarelli, Tiaghigno, ancora per Gattarelli, tra le linee Cutrignelli, Cutrupi arriva prima di Coco Wellington, riesce a girarsi, Cutrupi prova ad andare, poi Maxi Rescia, Cutrupi mette giù Tuli, non c'è nulla, secondo il primo e il secondo arbitro. Allora Tondi, palla verso Murillo Schiocchet, che termina sul fondo. Chissà che secondo tempo avremo. Il primo è stato giocato e vissuto su ritmi elevatissimi. Ora Cutrupi al volo, la palla rimane lì, Gattarelli col mancino, batte Tondi, ha pareggiato la Fortitudo dopo la conclusione di Cutrupi. Sulla respinta arriva più lesto di tutti Daniele Gattarelli. Dopo appena 50 secondi si torna subito in parità. Colpita a freddo l'L84, parlavamo di ritmi, di che secondo tempo potevamo e avremmo potuto vedere. Beh, se questo è il principio, ci aspettiamo un secondo tempo di altissimo livello. Cutrignelli, Gattarelli, scodella verso Cutrupi, Rescia a vuoto, Cutrignelli va in panchina per il cambio, Cutrupi ottiene il calcio di punizione e anche il giallo ai danni di Coco Wellington. Tiaghigno sul punto di battuta va direttamente verso la porta. Rescia prima di Matteus. Gattarelli. Non si intende con Tiaghigno. Murillo Schiocchet. Incontra Maxi Rescia, sponda e lanciato nello spazio. Tiaghigno arriva prima e la mette in out. Gattarelli sembra dirgli, anziché andare col destro fuori, mette il corpo che arriva fra, inteso per Moliterno. Tuli la sposta, Coco in porta, Murillo e poi Moliterno che va a lungo verso Cutrignelli, che di testa prende la traversa. Prima ha commesso fallo però. Schiocchet in banda verso Tuli, Gattarelli prima, Cutrignelli poi prova ad andare, Cutrignelli messo giù
con un fallo. Bueno sistemato con cura il pallone. Lo lascia poi a Michelangelo che scarica su Raubo in porta. Tondi con la solita parata. Moliterno lungo verso Tiaghigno. Wellington in qualche modo Cutrignelli, Tiaghigno, la palla è uscita. Raguso, Schiocchet, ancora Raguso, cambio lato, Coco in qualche modo, Gattarelli al volo, Tondi non si fida della presa. Angolo Fortitudo. Tiaghigno forte dentro, Cutrupi, fa prima Coco Wellington, Raguso da Tuli, esce bene nell'84, poi cambio lato sbagliato da parte del capitano dei torinesi. Moliterno con la punta del sinistro. Moliterno attento nel gestire l'imbucata. Cutrupi, Cutrignelli, cambio lato. Tiaghigno, sfida Raguso, prende il centro del campo. Tiaghigno va, pensa anche alla conclusione. Pallone fuori di una spanna. C'era comunque arrivato Tondi che ora la muove su Schiocchet. Fortini, Schiocchet, Raguso, Cutrupi a metà, Cutrignelli in qualche modo messo giù, non c'è nulla. Matteus verso la porta, Cutrignelli, stop e passaggio. Moliterno verso Cutrupi che la mette giù, scavetto su Tiaghigno. Poi Matteus, ancora Tiaghigno. Sterza, ora da Cutrignelli che si allunga e la riesce a tenere. Poi Cutrupi, mezzo a due col tacco, palla nello spazio, Rocia a tu per tu con Moliterno, suolata, Rocia passa, perde poi il grip col terreno, forse si fa anche male, aveva eluso ben due uomini, sia Matteus che Moliterno con una sola suolata, poi però perde l'appoggio per fortuna della Fortitudo. Moliterno poi aveva reclamato anche un fallo di mano. Si deve asciugare il parquet. Lo rivediamo. La lucidità di Rocia che per poco non fa tripletta. Bueno. Raubo ancora a metà. Bueno da Lugero. La tiene il numero 9. La gestisce, scarica su Matteus. Di là da Raubo. Braccato subito da Fortini. Bueno verso Lugero.
Fortini scarica, Tondi, Raubo la ruba, Raubo contro Tondi, colpito in figura, poi Cuzzolino, che gran giocata di prima verso Raguso, chiude Matteus. Tutt'altro che contento Leandro Cuzzolino, che avrebbe voluto un'altra giocata. Raguso da Cuzzolino, cambio lato, Raguso a memoria, Fortini splendidamente a difesa del pallone, poi Cuzzolino ancora verso Fortini con lo sguardo, non col pallone, c'è Rocia, Cuzzolino fa correre indietro Ruggero Lopez, poi Tondi di nuovo dall'argentino, rischia un po', ma non la perde, ancora Cuzzolino, guadagna il massimo. Anzi no, che l'ultimo tocco è stato il suo secondo ai direttori di gara, nonostante gli applausi da parte di mister Paniccia, convinto anche lui di una decisione diversa da parte degli arbitri. Matteus, palla fuori, Raubo al volo, Tondi due volte, poi Matteus da due passi calcia fuori. Altra grossa occasione per la Fortitudo. La rivediamo. Dopo il destro di Raubo, col mancino Matteus non trova la porta. Ha fallito davvero un quasi rigore in movimento, forse anche meglio. Siamo già di là. Raguso, si muove Rocia. Raguso da solo! Il volo di Francesco Molitierno, che toglie la palla dall'incrocio. Cuzzolino, palla verso il secondo palo, Matteus chiude, poi Rocia, scarica e va, Cuzzolino, fronteggiato da Bueno, Cuzzolino sotto la suola, ancora il numero 17, scarica su Tondi, prova ad andare via, fallo da parte di Bueno, spinta a palla lontana. Brescia, Fortini, Cuzzolino, solita giocata con la suola, arriva Tondi, Cuzzolino, Matteus arriva prima, 3 contro 3, Matteus cambio lato, Raubo elude l'arrivo di Cuzzolino e poi Bueno a porta vuota, 4-3 Fortitudo, la ribaltata nuovamente la squadra di Angelini. Ha segnato Bueno, ma il gol è tutto da attribuire a Raubo, che con una gran giocata elude l'entrata di Cuzzolino e poi accomoda sul secondo palo per uno dei gol più facili della carriera di Bueno, che vale comunque uno, e Fortitudo nuovamente avanti. Molitierno da Ruggero, la tiene il numero 9, sta arrivando Raubo sul secondo, Lopez va da solo, Matteus, Raubo,
Ancora Matteus, rincorso da Rocha, riesce a passare anche la palla, Bueno, chiude Rescia. Ruggero Lopez, Tiaghigno, Raub, incontro, Ruggero, la tiene, si appoggia sul numero 26, Matteus va sul mancino, Matteus fino in fondo, un gol bellissimo all'incrocio dei pali, ma che gol ha fatto! Time out per mister Paniccia, ma questa è davvero una perla assoluta di Matteus. Sinistro all'incrocio, possiamo riapprezzarlo. Scarico di Ruggero, arriva l'aiuto di Raubo, Matteus va da solo, guarda la porta, puntata esplosiva all'incrocio. E adesso Pomezia sul massimo vantaggio di giornata. Il risultato dice 5-3 per la squadra di Angelini. (13:40 da giocare). Rocha la muove su Fortini, Rescia, Matteus regala palla a Fortini che va via con un gran numero. Fortini forte verso il secondo palo, Molitierno dice di no, poi rimane a terra, forse calpestato involontariamente da Rocha. Fortini, c'è il movimento di Cuzzolino, la palla è ancora più dietro per Tondi, chiama il movimento a Rocha che la vuole addosso, servito Rocha, la tiene su due, Cuzzolino, Rescia prova ad andare solo, movimento di Cuzzolino servito però sui piedi, ora da Rocha, Matteus ancora in anticipo. Cuzzolino litiga col pallone, sta arrivando Michelangelo che gliela porta via, ancora il numero 14, toccato duro, non c'è nulla, Cuzzolino mette fuori sportivamente. Proviamo a capire quanto successo. Rimane a terra Michelangelo dopo il tocco di Cuzzolino. Vediamo. Forse c'è un secondo contatto, questo, quello che lamenta Michelangelo, tanto da farlo reagire nonostante il bellissimo gesto di Cuzzolino, che spesso viene dato per scontato, non lo vediamo sempre su tutti i campi, per fortuna nei massimi livelli sì. Ma è bene, e mi sento di sottolinearlo ogni qualvolta si presenta, però ciò che ne viene fuori è una munizione ai danni di entrambi, sia Cuzzolino sia Michelangelo.
Cuzzolino. È andato a dire qualcosa anche a mister Angelini, quasi a lamentarsi del fatto che si sia fermato e poi abbia preso giallo. Vediamo cosa ne verrà fuori. In molte occasioni, quando ci sono campioni così, come si dice, meglio non svegliare il can che dorme. Però Cuzzolino ancora bisticcia col pallone sulla pressione di Michelangelo e concede angolo alla Fortitudo. Mateus forte dentro. Tondi ancora in angolo. L'indicazione è stata chiara da parte del mister, l'avete sentita forse anche voi. Ancora dentro. Infatti Mateus lo ascolta. Poi Tondi prende un colpo da Michelangelo. Gli chiede subito scusa. Mateus prima di Rocha, che dà un'indicazione ancora più specifica al rinvio di Tondi. Schiocchet, Fortini, scarico, Rescia da Rocha, ancora anticipato, poi Michelangelo, Mateus, prova ad andare, ispirato oggi, Tiaghigno, Suolata, secondo palo, Tondi la mette giù, prova anche a ripartire, torna Cutrupi, rischia un po', Tiaghigno a porta vuota! 6-3 Fortitudo, ha segnato Tiaghigno. Erroraccio di Tondi in uscita, Cutrupi non commette fallo. Tiaghigno, mi sento di dire forse sì, la porta è sguarnita, il fischio non arriva e Tiaghigno fa gol. Fortitudo vola sul +3. Sicheira, Raguso, Schiocchet, Sicheira, Schiocchet, forte Michelangelo. (11:36) allo scadere. E Fortitudo Pomezia fin qui protagonista di un secondo tempo ai limiti della perfezione. Schiocchet su Rocha, ancora Mateus. Rocha. Arriva anche Tiaghigno. È volato un altro cartellino per mister Angelini. Sembra essere tornato il sereno tra Angelini e Rocha. È stato ammonito il mister della Fortitudo.
che a questo punto è soltanto il primo cartellino, perché al primo tempo, errore mio, avevo detto Angelini, invece era stato ammonito Andrea Parente. E quindi si torna a giocare con Siqueira che va in porta e testa i riflessi di Molitierno. Angolo per l'84, Schiochet, Raguso al volo, Rocia lotta con Cutrignelli, la rimessa è rosso-blu. 11 allo scadere, Cutrignelli da Cutrupi che indica la via, stop orientato col petto, Cutrupi col tacco verso Cutrignelli. Rocia riesce a proteggere stavolta sull'arrivo di Matteus. La palla passa, Cutrupi non ottiene nulla. C'è bisogno dello spazzolone per asciugare il parquet. Hanno qualcosa da dirsi anche Cutrupi e Siqueira a palla lontana. Siqueira lungo, Matteus ciaccica il pallone, allora Rocia contro Molitierno che para e la tiene anche giocabile, poi vuole andare in porta. Murillo poi non trova Rocia, è pronto Tulli al cambio. Tiaghigno, Cutrignelli a memoria, Siqueira prima che il pallone arrivi a Cutrupi, poi Matteus la porta via, Rocia con un fallo da cartellino giallo che arriva puntuale. Ha qualcosa da ridire Molitierno, una situazione così e così. Ammonito quindi anche Rocia. Michelangelo verso la porta, la palla è lì, Raubo e poi Schiochet per poco non se lo fa da solo. Cutrignelli, Cutrupi in porta, murato da Tuli. Molitierno va lungo, Schiochet accomoda per Tuli, torna Gattarelli. Tiaghigno ondeggia, scudella, Gattarelli di testa da Cutrupi, poi Tuli vuole anche la conclusione, Tiaghigno prima si oppone poi la manda via. Attenzione alla mossa di Mister Panic, power play quando mancano 9:46.
accorcia i tempi perché i gol da rimontare sono 3. Cuzzolino con calma ora la L84, serve massima attenzione in casa Fortitudo. Cuzzolino, Rocia, Cuzzolino, Coco Wellington con la solita rotazione, Tuli, Fortini, Rocia, arriva prima di Mentasti, Cuzzolino ancora, Fortini a 2 tocchi, Tuli, Wellington, Rocia verso il secondo palo, tiro deviato da Matteus, palla sul palo esterno e angolo per la L84, 9-10 allo scadere. Fortini, Cuzzolino, Coco Wellington, Cuzzolino, Rocia, ancora dal 17, Tuli, alza la testa e torna dall'argentino che la muove su Fortini, Tuli, Cuzzolino, poi Coco Wellington, da Rocia che la manda dietro, Cuzzolino evita che il pallone finisca in out. Chiede un altro tipo di movimento a Rocia, mister Paniccia, Cuzzolino la muove, Fortini. In attesa, in vigile attesa la Fortitudo. Cuzzolino, Coco, sterza, va in porta, la palla rimane lì, Fortini si trova sul destro il pallone da mettere alle spalle di Moliterno, non fa sconti alla Fortitudo. Il gol del 6-4 siglato da Giuliano Fortini quando mancano 8-10. Cutrignelli, Tiaghigno nella terra di nessuno, chiama la pressione mister Angelini per non far fare portiere in movimento alla L84. Tondi da Rescia, di prima da Tuli, palla in out. Errore di Tiaghigno che fa scorrere i 4 secondi. Inversione di rimessa, 7,56 allo scadere. Ancora possesso col portiere in movimento per i neroverdi. Tuli da Cuzzolino che chiama la rotazione, Coco Wellington, Cuzzolino, Rocia sull'ata orientata, scarico, fallo di Raub. Terzo fallo anche per la Fortitudo. Vediamo, scarico di Rocia colpito da Raubo.
Ha sistemato il pallone Leandro Cuzzolino. Scambio di idee con Giuliano Fortini. C'è il fischio, parte Cuzzolino, murato da Moliterno. Fa sì con la testa mister Paniccia, probabilmente è quello che gli aveva richiesto per questa palla inattiva. Cuzzolino da Coco Wellington, Rocia fuori ancora dal 18, Cuzzolino, Fortini, Cuzzolino, Fortini, Tuli, Cuzzolino, ancora a giostrare le manovre offensive dell'84 col portiere di movimento, il numero 17 che riceve ora, palla da Rocia, Fortini, controllo così e così, ancora Fortini, tra le linee, Cuzzolino rimedia, dando un pallone così e così, ancora Cuzzolino, Tuli, di là, Fortini in porta, palo pieno, brivido lungo la schiena della Fortitudo. Rocia non è arrivato con i tempi giusti sul secondo palo, lo aveva già chiamato a questa giocata Cuzzolino, la fa in un secondo momento Tuli, palo pieno, colpisce forte Fortini, scusate il gioco di parole, solo il palo gli nega la gioia della doppietta. Rocia da Coco Wellington, palla sul secondo palo, ultimo tocco, Fortitudo. Tuli, Fortini, Cuzzolino, Rocia, Cuzzolino, Coco Wellington, Rocia, gira, Coco Wellington riesce ad andare con la prima solata, Rocia torna di là, Cuzzolino, Tuli, ancora dal 17, 5:45 da giocare. Fortini, Coco Wellington, ancora Cuzzolino, a pensare anche alla conclusione Rocia, solata così e così, ancora Rocia, Tuli verso il secondo palo, impreciso il tocco del capitano, allora Moliterno verso Cutrupi, Tuli, poi Cuzzolino col cambio lato, Fortini, torna Coco Wellington, Tuli, Fortini, 300 secondi esatti da ora, Cuzzolino, fuori da Coco Wellington, la sposta ancora dal 17, Tuli, Cuzzolino, di là, Rocia, suolata, entrare, suola e calcia, mancino sul palo, è un pericolo costante il numero 70 della L84. Quattro e 43.
Moliterno lungo da Ruggero, la tiene, arriva Cutrupi, pressato da 3, fallo di Cutrupi, è il quarto. E riparte l'offensiva dell'L84 col portiere in movimento, Rocia da Cuzzolino, messo giù da Gattarelli. Cuzzolino, Fortini, Tuli, Fortini orienta, scarica su Coco Wellington, cambio lato, Coco Wellington, forte, Rocia, Gattarelli. Tuli, Fortini, lotta con Gattarelli, rischia di perderla. Fortini sotto la suola, ultimo tocco il suo. Sale la spinta del Palalavinium, Gattarelli. Ultimo tocco di Mentasti, allora di nuovo tutta dietro la Fortitudo, ad attendere e a difendere. Coco Wellington da Cuzzolino, Fortini, 3:45 sul cronometro. Di prima, Rocia, a metà, lascia passare per Coco, non ha fretta ora Moliterno. Michelangelo verso Ruggero, arriva Gattarelli, guadagna rimessa, metri e secondi di fiato. Gattarelli contro un muro e poi da Moliterno. Palla lunga, Ruggero la tiene, col petto, lotta con Sicheira, si strattonano i due. Il fallo è di Sicheira. Si tengono un po' entrambi. Giusto il fischio. Michelangelo forte, Tondi con la mano. Michelangelo. Cutrupi da Moliterno verso Ruggero. La palla passa ed è rimessa per l'L84. 2:58. Coco Wellington. Cuzzolino prova ad andare da solo, scava per Fortini, cambio lato, Coco verso il secondo palo, Mentasti chiude la linea. Fortini. Cuzzolino. Coco. Cuzzolino, ancora Coco Wellington. A scambiare con Cuzzolino, poi va da solo verso Rocia. Di nuovo dal 17. Esce dai blocchi Tuli, preferisce tornare da Rocia. Cuzzolino. Coco Wellington, quasi 2 allo scadere. Tuli. Coco, Cuzzolino. 1:55. Wellington da Cuzzolino.
Aumentano i decibel a palla Vignon, fischi per gli uomini di Paniccia. Tuli, Rocia, palla fuori, Cutrupi arriva prima, non riesce a servire Michelangelo, avrebbe voluto una conclusione. Tutto il palazzetto. Cuzzolino chiama la giocata mister Paniccia, fischi ancora. Tuli, Fortini, Cuzzolino, cambio lato, Tuli, ancora Cuzzolino, c'è Rocia, Cuzzolino lo serve, Rocia a metà, riesce a passare, Rocia calcia, Murato, Michelangelo la tiene giocabile, Michelangelo verso la porta, prova a fermarsi, non trova il fallo, e allora ancora dietro palla, ancora sotto palla la Fortitudo, Cuzzolino, 60 secondi da ora, deve accelerare un po' la squadra di Paniccia. Coco in porta con deviazione, calcio d'angolo. Fortini, Tuli, Fortini, Cuzzolino, Coco da Fortini, Coco in qualche modo poi Mentasti verso la porta, Rocia la tiene ma la palla è uscita. ...35 secondi alla fine. Cutrupi, palla per Luggero che fallisce il match point. Rocia col tacco, la palla rimane lì, Luggero Lopez contro Tondi, palla verso Cutrignelli, torna Tuli, 23 secondi. Luggero da Moliterno, che ha fatto però passare 4 secondi, forse non era calcio d'angolo. 19 secondi. Fortini, serve una giocata rapida all'L84, Tuli verso il secondo palo, angolo. 10 secondi allo scadere, esultano già in panchina. Tuli da Coco Wellington, poi Cutrignelli, la porta è vuota, Cutrignelli con l'esterno, la chiude Nicola Cutrignelli che poi cerca qualcuno per esultare, l'abbraccio a mister Angelini, suggella la vittoria della Fortitudo. Cuzzolino ferma il pallone e questo vuol dire soltanto una cosa: titoli di coda. La Fortitudo con un secondo tempo perfetto ribalta una mai Doma L84 che però si deve arrendere sotto i colpi della squadra di Angelini. 3 punti d'oro per la formazione di Pomezia e striscia di 3 vittorie consecutive interrotta per la squadra di Paniccia. È stata una partita a dir poco spettacolare, ce l'aspettavamo così, è stata così. E mentre le squadre si salutano in campo, ne approfitto anch'io per salutarvi, ringrazio tutta la troupe al nostro servizio, Viva Azzurro TV per la diretta, da me Lorenzo Savi e da Pomezia è tutto. Fortitudo Pomezia batte L84 per 7 reti a 4.